Un nuovo punto d'incontro, una sede, quella del Movimento 5 Stelle, che serve anche a discutere e aggregare chi in questo momento vuole avvicinarsi a voi e chissà un domani darvi anche il sostegno elettorale. Allora, per la verità l'idea è ulteriormente ambiziosa, perché sennò sarebbe una semplice sede di partito e noi non siamo un partito e quindi questo luogo non ha questo scopo. Invece noi abbiamo l'ambizione di aprire le porte a tutti, quindi a qualsiasi sensibilità, e di creare un luogo dove poter dare vita a corsi sull'innovazione, ad attività artistiche, insomma dare veramente uno spazio vivo e vitale a sostegno di tutti i cittadini. Noi parliamo sempre dell'emergenza del lavoro, dell'emergenza dell'emergenza sociale. Quello invece deve diventare un posto dove si vada a parlare di innovazione, di tecnologia, di nuovi mestieri e di arte, perché per esempio adesso ci saranno persino delle prove di un gruppo folcloristico, ma lì faremo dei corsi sull'utilizzo della scheda Arduino, che è il nuovo standard tecnologico per quanto riguarda la robotica, quindi stiamo parlando di voliamo veramente altissimo e quindi tengo a precisare, questo non è un comitato elettorale mio o di altri che il giorno 7 novembre chiuderà, ma rimarrà in vita a lungo per dare un contributo vero al territorio di Agrigento. Ci sarà anche un evento con dei big quali? Allora, era previsto inizialmente un comizio di Giancarlo Cancelleri per giorno 19 alle 21 a Porta di Ponte. Notizia freschissima è che probabilmente sposteremo questo evento al giorno 1° novembre, quindi faremo un evento di chiusura della campagna elettorale, un grande evento. Stiamo cercando adesso il posto adatto alla piazza che possa contenere il pubblico, potrebbero essere presenti, anzi saranno presenti Di Maio, Di Battista e speriamo anche Grillo, quindi potrebbe essere veramente un momento politico importante, così come fu 5 anni fa.